Nella messa a Santa Marta e nell'udienza in streaming Papa Francesco torna a raccomandare attenzione per chi vive momenti di prova e di oscurità. Marco Clementi. L'uomo di oggi scorge i segni di morte, vive sempre più nella paura, minacciato nel nucleo stesso della sua esistenza. Nella prova non siamo soli, affidiamoci a Cristo, dice Papa Francesco. Invita a rivolgersi all'intercessione di Giovanni Paolo II, alla vigilia del 15° anniversario della sua morte, il 2 aprile del 2005. Udienza del mercoledì, ancora tra le mura della biblioteca del Palazzo Apostolico. Mi sembra di sentirvi, dice ai ragazzi della diocesi di Milano. Dovevano essere in piazza, sono costretti a seguirlo in streaming. Mostra i messaggi che gli hanno inviato. Avete inviato tanti, e sono belle. Grazie per questa unione. Alla messa del mattino, il pensiero per gli operatori dell'informazione in questi tempi difficili. Oggi vorrei che pregassimo per tutti coloro che lavorano nei media, che lavorano per comunicare oggi, perché la gente non si trovi tanto isolata, per l'educazione dei bambini, per l'informazione, per aiutare a sopportare questo tempo di chiusura. Negli Stati Uniti